Terza corsa del pomeriggio, confronto per 4 anni a reclamare a 6.000 euro. 1 Etiennest, 2 Edward, 3 Hector Jade, 4 Elettra Piz, 5 Etienne La Torre, 6 Ermanno Jet, 7 Eva Light, 8 Enorme Nap, 9 Earthquake, 10 Ecuador CR, 11 Elli delle Naldine, 12 Eldorado, 13 Eva dei Greppi. Andati con veloce Elettra Piz che prende la testa nei confronti di Edward, terza posizione allo steccato per Hector Jade, all'esterno rimane Etienne La Torre, galoppa Hector Jade, volge nell'errore anche Enorme Nap, poi Numero in corda 3, Etiennest Hector dopo Jade, 200 metri in 14,6. Numero 8, Elettra Enorme Piz Nap, ha preso con decisione la testa e guida nei confronti di Edward, quindi Etienne La Torre, poi Etiennest, ancora Eva Light che precede il resto del gruppo con in corda Eva dei Greppi, all'esterno Ermanno Jet, in seconda pariglia ma in ottava, nona posizione complessiva il favorito Eldorado. 31 per i primi 400 metri di corsa, se ne vanno ora i 600 in 46,5. Elettra Piz continua a comandare nei confronti di Edward, poi Etienne La Torre allo scoperto ha spostato Eva Light che precede Ermanno Jet, muove in terza corsia Ecuador CR che dopo 800 metri in 1,2,5 prova l'avanzata in mezzo alla pista, per il momento non progredendo. Intanto Elettra Piz continua a scandire i parziali a piacimento, all'esterno Eva Light, in corda Edward, poi Ermanno Jet, in corda Etienne La Torre, al largo di tutti Ecuador CR che lascia chiuso Eldorado che però non sembra più di tanto produttivo. A metà della retta opposta alle tribune dopo 1 chilometro in 1,18,1, Eva Light che insiste all'attacco di Elettra Piz che si difende lungo la corda, galoppa Ermanno Jet, in corda c'è sempre Edward che precede Etienne La Torre, poi Eldorado che cerca la camminata, ancora Etiennest all'imbocco della dirittura d'arrivo, è passata 10, Eva Light, Ecuador CR squalificato. Eva Light che prende la retta al comando, sposta all'esterno Edward che dà il parziale, Eva Light che è in fuga dai rivali, Eva Light che ritrova la miglior forma e viene a vincere al secondo posto. Edward precede Eldorado. 33 ad arrivare, 1,16,6 il ragguaglio cronometrico per il successo di Eva Light. Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata per il training di Marco Azzaroni, Totò Enea. Carlo Bonfiglioli alla proprietà, vince la figlia di Leggendario che dopo un'estate ad ottimi livelli si ripresenta vincendo. VP dell'Annunziata in Salchi, Marco Azzaroni, Carlo Bonfiglioli al secondo Edward, al terzo Eldorado.